Non ci sarà il processo per direttissima, ma si procederà con l'udienza di convalida per il 26enne di Pozzuolo del Friuli, arrestato venerdì mattina dai militari della Guardia di Finanza del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Udine, comandati dal tenente colonnello Andrea Gobbi, per aver rubato il portafoglio e tentato di impossessarsi dei soldi appena prelevati al bancomat da una donna di 70 anni presso lo sportello della Unicredit in via Vittorio Veneto. Inizialmente accusato di furto con strappo aggravato, il pubblico ministero ha deciso per il cambio di imputazione, aggravando l'ipotesi di reato che è diventata rapina impropria. L'arrestato, ammanettato in flagranza di reato, comparirà davanti al giudice per l'udienza preliminare per la convalida lunedì. Venerdì mattina, intorno alle 10, il 26enne era stato inseguito e bloccato da un finanziere fuori servizio che si era insospettito dell'atteggiamento del ragazzo che indugiava con lo sguardo sulla donna intenta ad effettuare il prelievo. Con un gesto rapido, il ladro, appena conclusa l'operazione, ha sfilato il portafoglio dalle mani della signora e tentato di impossessarsi anche dei soldi appena prelevati. Poi si è dato alla fuga, ma è stato inseguito dal finanziere e bloccato prima che potesse dileguarsi. Nel frattempo sono arrivati sul posto i colleghi del nucleo di polizia economico-finanziaria di Udine e lo hanno ammanettato e condotto in caserma. Una volta identificato è emerso che il giovane non è nuovo ad episodi del genere e ha precedenti specifici. Segnalato all'autorità giudiziaria, inizialmente denunciato per furto con strappo aggravato, il pubblico ministero ha optato per la modifica del reato, che è diventato dunque rapina impropria, di cui dovrà rispondere, assistito per la difesa dall'avvocato di fiducia Patrizia Fiore del Foro di Udine.